Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, edizione di lunedì 16 gennaio. Tragedia a Voltago a Gordino, trovato senza vita nella propria abitazione Kevin Fontanive, 26 anni. Il giovane, che abitava con la famiglia in località Bertoi, è stato colto da un malore fatale. La morte è avvenuta ieri. Dipendente Luxottica, Fontanive lascia i genitori Carla e Francesco e la sorella Gloria. Massi in strada tra Igne e Soffranco in comune di Longarone. L'episodio si è verificato ieri mattina sull'SP 251. Fortunatamente nessun mezzo è rimasto coinvolto. Necessario per gli automobilisti in transito fermarsi e spostare le rocce dalla carreggiata. In Val di Zoldo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per un'auto ribaltatasi in località Pecol. Il mezzo è uscito autonomamente di strada finendo su un fianco. Solo lievi ferite per le 3 persone a bordo condotte in ospedale per accertamenti. La vettura è stata recuperata con l'impiego di un autogru. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 3 ore. Condotto in caserma per accertamenti un giovane che ieri mattina a Seren del Grappa è stato visto uscire da un'abitazione utilizzata come seconda casa da proprietari milanesi. Il ragazzo è stato notato da una donna che ha lanciato l'allarme. Inseguito a piedi e in auto da altre 2 persone, il sospettato si è allontanato a bordo di un'auto guidata da un uomo di Alano di Piave. Il mezzo è stato fermato dai carabinieri che hanno proceduto all'identificazione delle 2 persone a bordo. Un lupo è stato trovato morto a Borca di Cadore, a rinvenire l'animale agonizzante alcuni cacciatori. All'arrivo delle guardie provinciali il lupo era già senza vita. Si tratta di un maschio adulto di 38 kg recuperato nella giornata di sabato. Oggi verrà portato all'istituto di zooprofilattica per gli esami. I segni di morsicatura sulla carcassa fanno ipotizzare che il predatore sia stato ucciso dal branco. Passiamo allo sport, calcio Serie D, niente da fare per la Dolomiti Bellunesi contro la capolista Adriese. Al polisportivo i rodigini si sono imposti per 3-1 lasciando ai padroni di casa solo l'illusorio gol del pareggio siglato da Corbanese al 56esimo. La Dolomiti interrompe così la striscia di 6 risultati utili consecutivi. Un peccato, commenta il tecnico Diego Zanin, perché abbiamo fatto una buona gara anche se non dovevamo concedere il terzo gol e rimanere in partita fino alla fine. Siamo riusciti a metterli in difficoltà anche tatticamente, ma sappiamo che le grandi compagini al minimo errore ti puniscono. In eccellenza KO per 3-1 dell'Unione Limana Cavarzano contro il Careni Pievigina. In promozione prosegue la corsa al vertice dell'Alpago, vittoriosa in trasferta 3-1 sul campo del Ponzano. I gialloverdi occupano la terza posizione in classifica a 5 punti dal primo posto. Sempre in promozione, sabato in anticipo il Longarone Alpino ha battuto il Fiori Barp nel derby bellunese, scavalcando in classifica proprio gli avversari di giornata. Entrambe le compagini lottano in zona play-out. Ed è sempre più solitario in vetta in prima categoria il Borgo Valbelluna, ieri impostosi 2-0 sul Barbisano. La squadra di Mele in testa, quota 37 punti, 11 in più del San Vendemiano, secondo. Pareggio 1-1 nel derby tra Arsie, fanalino di coda, e Schiara. In seconda, sempre Lentiai al comando, forte del successo per 2-1 ottenuto contro l'Itlas Santa Giustina. Insegue a una lunghezza la Juventina Mugnai, vittoriosa con lo stesso risultato sul Castion. Terzo a pari punti con San Michele Salsa, impostosi 2-1 sul Sois. E Sarmede avanti 3-1 con la Fulgor Farra. Perde terreno il Ponte nelle Alpi, battuto 2-1 dal Nogaré. Pareggio 2-2 tra Sospirolese e Gemelle. Chiude il quadro il successo della Gordina, 4-2 sull'Alpescesio. Alpes ultima in classifica. In terza categoria, in campo la Lamonese nel girone A padovano, squadra sconfitta 4-1 dal San Vito Bassano. Riprenderà a febbraio invece il torneo della provincia di Belluno. Nella pallavolo Serie A3, sabato la Darold Logistic Belluno ha fatto su il derby veneto contro il Monselice, andando a vincere per 3-0 in trasferta. Abbiamo disputato una gran bella prova di carattere, intelligenza e sagacia tattica, la soddisfazione a fine gara di coach Gianluca Colussi.
È una vittoria che ci siamo meritati le sue parole. È tutto con questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Ricordiamo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.